ora in onda Potere al Popolo. Rieccoci in diretta da studio, Sammy Varin, Potere al Popolo, 5 minuti dopo le 11. Il sito del Corriere e tutti gli altri siti internet si sono aggiornati con il Venezuela, violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 32 morti, oltre 700 feriti, è un disastro. La Farnesina sta facendo verifiche sugli italiani. Così apre il sito del Corriere, così apre Repubblica. Venezuela, doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, decine di palazzi crollati, 32 morti, oltre 700 feriti italiani. Verifichiamo se ci siano italiani intrappolati, come notate dai titoli. Le notizie che stanno arrivando sono ancora pochissime. Particolare sul sito di Repubblica, Teheran che ora chiede spiegazioni all'Italia. L'Italia e tutti i paesi europei collusi con gli Stati Uniti e Israele nell'aggressione al nostro Stato sovrano diano spiegazioni. Così titola in questo momento il sito di Repubblica in apertura. Ci tuffiamo nel Parlamento, come al solito, in apertura di Potere al Popolo, ci colleghiamo direttamente con i nostri parlamentari per sentire le ultimissime notizie. Oggi parleremo del sistema produttivo italiano, ma subito dopo avremo Gabriele e Raffaele Alborghetti. Questi non li avete ancora sentiti, ma qualcosa mi dice che ne sentirete parlare. Si chiamano Twins, cioè sono i gemelli, e hanno avuto un coraggio incredibile, hanno rifatto la storica canzone di Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, vedrete che cosa è uscito. Tra pochissimo, ora il Qui Parlamento, linea a Stefano Borghesi. Qui Parlamento. Dopo i bellissimi interventi sentiti qui sopra, diciamo che poco attinenti alla realtà, per usare un eufemismo, che ci danno lezioni di geopolitica e di economia da chi altro non ha fatto se non dare reddito di cittadinanza e super bonus. Dopo questi interventi che ci insegnano come legiferare, come se non fosse mai tornato in terza lettura un provvedimento, torniamo un po' alla realtà dei fatti, torniamo a quello che è il contenuto di questo provvedimento e che rivendichiamo con forza, cioè il taglio delle accise. L'avete visto tutti, il prezzo alla pompa era sì alto, ma non così alto come quello negli altri paesi europei, proprio perché il governo è intervenuto per ben 4 volte a limitarne il prezzo. Ci sono stati degli interventi in favore dell'autotrasporto, con il credito d'imposta che è stato prorogato e rafforzato. Ci sono stati degli interventi fondamentali destinati al comparto agricolo. C'è stato un intervento per garantire la continuità produttiva e accompagnare una fase delicata della procedura di cessione per l'ex Ilva. Un altro importante aspetto è quello che ha riguardato il trasporto pubblico locale, cioè quello del rinnovo contrattuale, e poi tra le disposizioni che sono contenute vi sono anche misure di carattere fiscale che vanno incontro alle esigenze di professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese. E il differimento dei termini per i versamenti fiscali rappresenta sicuramente una scelta di buon senso. Questo è previsto in questo provvedimento, non altro, quindi non accettiamo lezioni né di geopolitica né di economia da chi ha parlato prima di noi. Sono state apportate ovviamente delle modifiche alla Camera, come è stato giustamente ricordato, per ragioni di non omogeneità, come il divieto al telemarketing aggressivo, le disposizioni a tutela di minoranze linguistiche e le disposizioni in merito a società di cooperative e di consorzi. Quindi queste sono disposizioni che comunque verranno riproposte e verranno approvate a breve attraverso idonei disegni di legge, e quindi anche qui vedremo chi ha parlato prima di noi, siccome si dicono contrari al telemarketing aggressivo, ma di fatto hanno fatto di tutto per non approvare questa norma. Nel breve, quando verranno depositati i disegni di legge idonei ed omogenei, ci aspettiamo che anche le opposizioni approvino il testo e la smettano di fare solo propaganda. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come quando, ma vedrai che cambierà. E non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene, mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, no, non son finito, sai. Non so dirti come quando, non so dirti come quando, ma un bel giorno cambierà. Si fanno chiamare in arte The Twins, i gemelli, sono Gabriele e Raffaele Alborghetti, effettivamente due fratelli gemelli di 19 anni che abbiamo con noi. Ciao Gabriele! Ciao! E ciao Raffaele! Ciao a tutti quanti, grazie mille per averci invitato. Ecco. Ehi, grazie a voi, ma soprattutto, senti, il primo complimento che voglio farvi è per il coraggio,
perché voi siete andati a toccare un pezzo storico di un mostro sacro come Luigi Tenco. Vedrai, di Luigi Tenco è un qualche cosa che, insomma, mettersi a rimaneggiare questa canzone non è da tutti, e soprattutto, certo, quando la tocchi qualcuno potrebbe avere da ridire. Gabriele Raffaele, come avete trovato questo coraggio? E poi adesso pian piano raccontiamo anche di voi, perché bisogna anche scoprire qual è il vostro passato e quale incontro importante avete fatto con un famoso produttore. Ma qui mi zittisco, non lo so come volete giostrarvi, chi parla per cosa, chi parla per l'altro. Vi do la parola, vi dovete raccontare ai nostri ascoltatori e soprattutto raccontare di questa esperienza incredibile che state rifacendo, vedrai, ma non soltanto questo pezzo. The Twins, a voi! Beh, innanzitutto grazie mille per averci invitato, per noi è veramente un onore. Esatto, come hai detto anche te, adesso abbiamo questo progetto che è appena uscito, che è Vedrai, il nostro secondo singolo, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, siamo presenti su tutti i social, siamo anche su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Apple Music, eccetera, eccetera. E in generale questo progetto nasce da una collaborazione con Pierpaolo Guerrini, quindi sound engineer, compositore e ovviamente anche produttore di Andrea Bocelli, ma di tantissimi altri artisti internazionali e di spessore. Ovviamente diciamo questa collaborazione è nata a partire soprattutto da quello che è il significato del testo. Abbiamo cercato di creare un parallelismo con quello che era la situazione degli anni di Luigi Tenco, appunto parliamo più o meno di 60 anni fa, e abbiamo cercato di collegarlo a quello che è il significato legato al mondo d'oggi, quindi un mondo ricco di conflitti, di complessità, e quindi ovviamente cerchiamo di trasmettere attraverso questo brano una sensazione di speranza e quindi di rassicurazione, soprattutto per le generazioni più giovani come noi, per un futuro migliore, di comunque crederci e di continuare a lottare per vivere in un mondo migliore, in un posto migliore. Poi ovviamente in questa collaborazione ha partecipato anche Carlo Corrieri, un grandissimo chitarrista, oltre che ovviamente come persona, è ovviamente una grandissima persona, e in generale abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di partecipare e collaborare assieme all'interno di questo singolo, e quindi ovviamente per noi è stato un grandissimo onore, oltre che ovviamente una grandissima emozione. Sentite gente? No, perché questi due fratelli di 19 anni, in Italia ancora poco conosciuti, hanno già parecchia esperienza. Allora, voi siete della Bergamasca, ma siete nati a Rio de Janeiro, cittadini italiani, svizzeri e brasiliani, cantate in 5 lingue, fondendo lirica, pop, classica e rock. Quindi diciamo che il progetto è più che interessante, è più che potente, ma soprattutto gli incontri che state facendo in questi anni sono notevoli. Che cosa bolle in pentola? Che cosa volete fare? Che cosa volete diventare? Qual è il vostro progetto? Perché da uno che vi sente per le primissime volte, dico, qui c'è sotto qualche cosa di importante. Avete poi declinato anche il produttore di Andrea Bocelli, che cavolo, bolle qualcosa in pentola di abbastanza importante. Le premesse ci sono, la qualità c'è, e a questo punto, come dico sempre, il prossimo passo è vedervi in qualche luogo importante e ulteriore a quelli che avete già frequentato, Assolutamente, infatti sì, noi abbiamo avuto, come hai detto te, insomma, l'opportunità di presentarci, esibirci in grandi posti, insomma, per esempio abbiamo avuto l'opportunità di andare in TV, di andare in Rai, insomma Rai 1, Rai 3, sono stati trasmessi anche in TG1, poi anche TV 2000, insomma tutte queste esibizioni in TV che ci hanno sicuramente aiutato tantissimo e sono state veramente delle grandi esperienze e emozioni in generale, ecco. Poi ecco, abbiamo anche tanti progetti per i quali stiamo lavorando, sono dei concerti, insomma tra poco saremo anche a Bologna a fare un'opera,
E sicuramente stiamo anche lavorando per un grandissimo progetto che è quello, diciamo, un progetto discografico, quindi il nostro primo album di cover, però ecco, rese, diciamo, praticamente sono fatte su misura, ecco, nel senso che sono state rese, arrangiate sempre da Pierpaolo Guerrini per noi, in chiave appunto crossover, che insomma nel nostro stile, e sono quindi delle cover che sono rese praticamente come autentiche e originali, ecco, quindi c'è proprio un grande lavoro dietro. E ecco, questo sicuramente. Poi noi sicuramente lavoriamo tantissimo, cerchiamo appunto di ambire il sogno più grande, che sarebbe quello di appunto calcare il palco dell'Ariston, e speriamo di riuscirci un giorno, ecco, quindi ci stiamo lavorando giorno dopo giorno. E poi insomma, ecco, come te abbiamo avuto anche, ecco, sicuramente sono state bellissime esperienze, anche per esempio anche con Elina Nesayeva, ma poi abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con artisti, insomma, internazionali, anche in Vedrai abbiamo avuto appunto la collaborazione di Carlo Corrieri. Quindi ecco, sono stati sicuramente, ecco, degli incontri molto molto importanti per la nostra carriera in generale, ecco, e che appunto sta, diciamo, speriamo che abbia sempre di più un'evoluzione, ecco. Poi anche lavoriamo su degli inediti, insomma, scriviamo tanti pezzi. Abbiamo circa un'ottantina di brani, poi ecco, insomma, tante sono anche delle idee, però tanti sono progetti da praticamente conclusi, però ecco, bisogna cercare di, insomma, sistemarli per bene. Però ecco, insomma, un altro sogno grande sarebbe quello appunto di realizzare poi un secondo album di inediti, ecco. Noi qui stiamo mettendo le fondamenta per un futuro ascolto che proseguirà sulle nostre frequenze, perché siete assolutamente nel nostro target di ascoltatori. L'accento bergamasco ci piace. Bergamo, di dove? Di dove esattamente della zona di Bergamo? Di dove siete? Beh, noi siamo un po' in provincia, quindi siamo a Scanzorosciate, più precisamente a Gavarno e Scovado, però è sempre vicino a Bergamo, una decina di 20 minuti. È chiaro. Scanzorosciate libera, assolutamente sì, e quindi in questo momento avete tanti ascoltatori che stanno facendo i calcoli. Dunque, vediamo un po', sono Gabriele, Raffaele Alborghetti, Scanzorosciate, la frazione, sicuramente qualcuno vi conosce. Allora, per chi invece ci ascolta da Catania, dove trovare la musica dei Twins, The Twins, scritto TWINCES, perché qui a proposito parliamo magari bergamasco bresciano, ma uno dice Twins, che cavolo, i gemelli. Dove possiamo trovare la vostra musica? Dove possiamo scaricare legalmente i vostri pezzi? E magari se avete già un canale YouTube, è volentierissimo. Assolutamente sì, siamo presenti su tutti i social, ovviamente siamo su TikTok, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Siamo presenti su tutti i DSP, quindi su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, eccetera, eccetera. Ovviamente ci trovate sempre sotto il nome The Twinces. Abbiamo pubblicato anche il nostro videoclip su YouTube, quindi se volete cercarci siamo sempre sotto lo stesso nome, quindi The Twinces. E in generale, ecco, poi pubblichiamo sempre quotidianamente un po' quello che è la nostra quotidianità, quindi pubblichiamo sempre, anche adesso che stiamo facendo un giro di radio, ovviamente siamo sempre molto sintonizzati e pubblichiamo sempre i nostri incontri sulle nostre storie su Instagram, su Facebook, ecco. Fantastico, e questo ci basta e come ad aver preso appunti e a dire: Gabriele, Raffaele, ci risentiamo molto presto su queste frequenze, e il prossimo passo, se passate da Milano, vi vogliamo in studio, ok? Assolutamente, veramente. Grazie. Buona musica, a presto. Grazie, un abbraccione, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ciao Sammy, io ti ascolto dalla spiaggia della provincia di Crotone. Comunque domenica è finita, torniamo a casa. Ma non si è ancora capito il metodo che utilizza per la comunicazione l'Unione Europea, sapendo che sono sempre più invisi alla popolazione. Loro cosa fanno? Che sia la von der Leyen, che siano tutti gli altri, fanno delle dichiarazioni che sembrano essere vicine alle richieste del popolo, come in questo caso il rimpatrio dei migranti afghani che hanno fatto tanto casino. Quindi subito la prima comunicazione è dirompente per
tra virgolette, ingannare la gente. Poi cosa fanno? Se vai a leggere tra le righe, non c'è nessun cambiamento. Quindi fanno finta di fare e poi fanno quello che vogliono loro, cioè nel senso, gli immigrati ce li dobbiamo tenere, che ci piaccia o non ci piaccia. Il discorso legato all'agenda green, anche se c'è crisi economica, ce lo dobbiamo tenere, anche se a parole dicono che fanno una cosa, ma poi nei fatti ne fanno un altro. Praticamente è questa la strategia europea. Dire cose, tra virgolette, di destra, ma poi proseguire il loro percorso di centro-sinistra, perché tutto deve rimanere immutato. Ciao Sammy, grazie. Perché tutto deve rimanere immutato. Signori, questi sono i vostri messaggi a 340-6709-659 arrivati per commentare la rassegna stampa. Buongiorno a tutti, occorre tornare ai bei tempi in cui la caccia era riservata a papi, re, imperatori e loro seguito, perché possa essere riconosciuta come arte. Non è accettabile che i plebei pratichino certi sport, mangino carne, indossino pellicce come se tutti fossero degli aristocratici. Beh, cara Carla, grazie per tutto per avermi scritto, perché mi pare sia la prima volta. Ora, le pellicce sono decisamente fuori moda, quelle cose sportive, penso pure quelle siano ormai, infatti sono condannate in Spagna e in tutto il mondo. Diciamo che forse è una questione di selezionare determinate specie che si stanno troppo riproducendo. Cosa si può fare? Ci date anche un'altra soluzione? Salvini è sempre un grande, io sto con lui. Se fossi Matteo manderei i leghisti a quel paese, criticano e non si calano nei problemi. Carmen, niente scherzi, Salvini manda i leghisti a quel paese, noi cosa facciamo? No, non scherziamo. Paolo da Varese, sotto le coperte ognuno fa quello che vuole, ma acquisire più diritti per quello no. Allora a me piace la gnocca e ne sono malato, dovrei avere più diritti di uno normale? Chiaramente c'è qualcosa a monte che non va. I sinistronzi, chissà cosa vorrà mai dire, si estingueranno schiacciati dalle loro contrazioni, vedi i sostenitori pro palle che i gay li ammazzano eccetera, ovunque sia il voto, ma fate come in strada, mantenete la destra. Scherzi a parte, parliamo di queste quote gay, quote trans, di cui si parla in Regione Toscana, roba veramente inedita, veramente. Ma avete notato che quasi tutti i calciatori sono neri? Nazioni come il Canada, la Svizzera e la Germania, per non parlare della Francia, a me più che mondiali mi sembra la Coppa d'Africa. Zitto, va, che non c'era l'Italia. Io spero sempre che si formi, sapete che io il calcio lo odio, che si formi magari un humus di calciatori italiani, che tutto questo possa insegnarci qualcosa. Ma c'è un audio di 8 secondi, queste sicuramente sono parolacce. Sentiamo chi dice questo, sentiamo. Come Paolo Del Debbio, anche lui si presenta come sindaco di Milano, un altro comunista. diciamo che è stato richiesto, poi non penso che si presenti effettivamente. Ce ne andiamo? Sì, sto per andarmene, perché adesso arriva Lega Liguria, però giustamente una sbirciata agli appuntamenti da non scordare targati Lega la devo dare, anche perché ci sono tante cose belle per le prossime ore. Chi ci ascolta dalla provincia di Varese, signori, Lega Salvini Padania Feste è alle porte, già al rifugio Carabelli, signori, a 2 passi da Cassano Magnago, da Varese. Venerdì 26 giugno, apertura festa con la cena insieme ai sindaci, gli amministratori locali, dibattiti e confronti. Sabato 27 il pomeriggio alle 14:30 esibizione e torneo di scacchi. La sera musica, ottima cucina e spensieratezza. Domenica 28 giugno pranzo nell'Oasi Verde del Rifugio Carabelli. Signori, fa un bel freschetto, cercatelo su internet. La sera cucina, musica e divertimento. Lega Salvini Padania Fest venerdì, sabato e domenica, un'occasione per stare insieme e soprattutto, come vi dicevo,
questo venerdì ceniamo con i nostri sindaci e gli amministratori del territorio. Confronto, dialogo, serata in compagnia all'interno della Festa Lega presso il rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano in provincia di Varese. Ocio al menù: paella e sangria, salamelle e patatine fritte. Io devo dire, nella vita non voglio nient'altro. Attenzione anche a questo weekend. Sì, perché si apre il 26, 27 e 28 giugno, quindi da domani, a Milano Marittima, il Nexus, così si chiama, proposto dalla Lega Giovani. E tra i tanti ospiti, questa domenica 28 giugno a Milano Marittima, e si può fare anche il bagno, Cruciani e Salvini. Al Mare Pineta Hotel di Milano Marittima, questa domenica 28 giugno, Cruciani intervista Salvini alle ore 12. Sammy Varin si ferma, grazie Simone per la pazienza, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.